La perturbazione per cui era scattata l'allerta rossa anche per la fascia pedemontana è ormai in via di esaurimento. La pioggia e il vento, generalmente ormai calato, anche se non si esclude fino a domani pomeriggio il passaggio di qualche locale perturbazione. La notte scorsa però ha tenuto in apprensione molti comuni del Bassanese che hanno costantemente monitorato gli effetti della forte pioggia e vento, come Marostica, dove 50 volontari sono stati impiegati in una trentina di interventi. Noi siamo stati colpiti in modo trasversale in tutti gli ambiti, dalla caduta piante, caduta massi, alla fuoriuscita di alcune rogge, anche su strada provinciale, eravamo anche nel bollettino regionale di ieri sera, e l'allagamento di alcune vie, oltre che gli smottamenti di vario genere. Quindi di fatto abbiamo avuto tutto il corollario delle problematiche che potevano subentrare. E le zone collinari di Marostica e soprattutto la parte alta, Vaglionara, Crosara. Delle persone rimaste in pane con una pianta a 5 metri, siamo dovuti intervenire per aiutarli a svincolarsi da tutti i rami, perché giustamente se in collina arriva una pianta davanti il cofano, non è una situazione sicuramente piacevole. Forse anche i frontisti dovrebbero stare più attenti ai passi carrai dove appunto si fermano i detriti, e allora non ci sarebbero problematiche. Quindi un invito anche in questo momento per Ai prevenire ai cittadini e ai frontisti che è molto importante tenere puliti i fossati. A proposito del coinvolgimento dei cittadini, il sindaco ricorda che nel recente passato almeno 5 episodi in cui il loro intervento ha ostacolato e bloccato il lavoro degli operai comunali per evitare il taglio degli alberi pericolosi lungo gli alvei, impedendo così la necessaria attività preventiva di manutenzione. Questo crea non pochi problemi. Ritengo che non sia più tollerabile, perché poi queste persone se ne stanno al caldo sul divano durante l'emergenza e tocca ai volontari di protezione civile andare ad aiutare le persone. Come amministrazione useremo un pugno molto duro e c'è la volontà, la disponibilità naturalmente ad ascoltare le varie idee, proposte, tutto quanto, ma quando c'è di mezzo la sicurezza delle persone non ci sono se e ma che tengono, si deve operare e siamo pronti anche a intervenire nelle prossime situazioni, se dovesse succedere, con le denunce per interruzione, che sono denunce penali, di interruzione del pubblico servizio.